Il surrealismo nacque dopo la Prima Guerra Mondiale e 2 anni dopo la fine del dadaismo, di cui fu parte erede. Fu soprattutto un movimento letterario, il cui scopo era esplorare l'inconscio senza l'ausilio della razionalità e del pensiero logico. Il manifesto in cui erano scritti i presupposti e lo scopo del surrealismo fu pubblicato nel 1924 e fu scritto da Louis Aragon, Philippe Soupault e André Breton. Il termine surrealismo, in francese surréalisme, fu inventato dal poeta Julien Apollinaire nel 1917 con lo scopo di identificare tutto ciò che avrebbe rappresentato la superrealtà, perché avrebbe cercato di identificare e descrivere ciò che proveniva dall'inconscio. Questo era infatti lo scopo del surrealismo: esprimere i pensieri più profondi dell'uomo e indagare attraverso l'espressione artistica l'inconscio, al fine di indagarlo come aveva fatto Sigmund Freud. Fu quindi lo psichiatra viennese il primo ispiratore del surrealismo. Nel 1899 Freud aveva pubblicato uno dei suoi libri più famosi, L'interpretazione dei sogni, in cui spiegava come fosse possibile, attraverso lo studio e l'analisi dei sogni, comprendere i meccanismi dell'inconscio, il quale rappresentava il luogo in cui risiedevano i ricordi, l'istinto primordiale e le idee suscitate dall'intuizione. I surrealisti presero spunto dal metodo freudiano per arrivare, attraverso l'associazione libera e quindi favorendo il libero pensiero e la spontanea attività inconscia, a liberare le intuizioni più profonde. Questo metodo veniva applicato lasciando che le idee fluissero liberamente, senza filtri razionali. Il risultato furono forme, parole, gesti, azioni, linee, disegni, colori e parole che venivano espresse attraverso un libero automatismo. In sostanza, volevano mettere in moto la forza creativa dell'inconscio e usarlo come un serbatoio di idee per le loro creazioni. Il 1924 è anche l'anno in cui viene fondata la rivista ufficiale del movimento, la Révolution Surréaliste e il Bureau des Recherches Surréalistes. Entrambi questi organi stimolano lo sviluppo delle ricerche del movimento, che si occuperà di politica, cinema, illustrazioni, antropologia, arti figurative e naturalmente pittura, scultura e letteratura. Nel 1925 venne organizzata a Parigi la prima esposizione surrealista, alla quale parteciparono Jean Miró, Pablo Picasso, Max Ernst. In seguito, nel 1930, Breton pubblicò il secondo manifesto del surrealismo, in cui teorizzava la necessità di una svolta contro l'ordine costituito. Nel 1929 invece entrò a far parte del gruppo dei surrealisti Salvador Dalí e lo fece presentando un Chien andalou che realizzò insieme a Louis Brunel. Era un cortometraggio di 16 minuti, durante i quali venivano proiettati dei fotogrammi privi di senso. Era un lavoro totalmente insensato ed irrazionale, e per questo piacque molto ed ebbe anche in seguito un notevole successo. Lo scopo del cortometraggio era mostrare, attraverso associazioni libere, un aspetto dell'inconscio e del suo sviluppo irrazionale.
Il surrealismo si differenziò dal dadaismo, anche se quest'ultimo ne fu l'ispiratore, perché aveva uno scopo positivo e non distruttivo e perché abbracciò una fede politica, cosa che il dadaismo si rifiutò fin dall'inizio di fare. Si possono identificare 3 aree all'interno delle quali possiamo riunire molte delle opere surrealiste. La prima fu quella del frottage, del grottage e del collage, che aveva lo scopo di creare un linguaggio figurativo nuovo che univa pittura ad olio con l'utilizzo di materiali che formavano figure in rilievo. Il secondo metodo era quello onirico, in cui i maggiori esponenti furono Salvador Dalì e René Magritte. Il terzo, e probabilmente il più rappresentativo del movimento, fu il metodo astratto. Le opere venivano realizzate grazie all'automatismo del pensiero. Uno dei rappresentanti più importanti di questo metodo fu Joan Miró. Indagare se stessi è il senso del surrealismo. Attraverso la visione delle opere dei surrealisti, gli osservatori dovevano essere stimolati a ragionare sul proprio inconscio e quindi di conseguenza a comprendere la propria mente. La consapevolezza di sé ed un'osservazione diversa sul proprio mondo hanno reso le teorie dei surrealisti fra le più interessanti del Novecento. I principali rappresentanti surrealisti furono Breton, Artaud, Dalí, Masson, Miró, Magritte, Ernest, Arp, Delvoye, Roy e De Chirico. Per ulteriori approfondimenti e curiosità visitate il nostro sito www.ilcappellodiirma.it.